Monitoraggio costante sul versante scolastico, il fronte caldo su cui si concentra l'attenzione, numeri alla mano in continuo aggiornamento, questa la panoramica delle scuole vicentine dell'ultima settimana che vede 198 persone in quarantena tra alunni e docenti e 366 in sorveglianza. Nell'ultima settimana abbiamo preso in carico 29 classi, di queste 16 sono già state screenate, 5 con almeno un caso secondario. Abbiamo eseguito questa settimana 466 tamponi e di cui abbiamo trovato 6 scuole positive. A breve partirà anche il progetto Scuole Sentinella in collaborazione con la Regione Veneto e le Università di Padova e Verona, volto a scovare il virus tra gli asintomatici, che riguarderà anche il Liceo Quadri di Vicenza. Loro prenderanno delle classi e faranno dei tamponi per vedere tra gli alunni asintomatici la positività, quindi il tasso di positività tra alunni asintomatici.